Ciao, No, sentite, mi vedo flippato. È sempre così la diretta, eh? Quando parte la diretta manca la connessione. Mi sentite ora? sì, ti sentiamo. Ok, ok, allora ciao a tutti, buonasera, benvenuti al secondo appuntamento settimanale. Questa volta ci siamo ripetuti da ieri a oggi, anche se è il terzo appuntamento di queste nostre puntate, la fase della rassegna che abbiamo voluto riproporre in questa nuova serata da casa. Saluto subito in regia il nostro Enrico Picchiri. Ciao Picchiri. Eh, Manda i saluti, anche se noi lo sentiamo. Tra sardo e profano che, dicevo, abbiamo voluto riproporre in questa veste, attraverso non le voglio chiamare interviste, ma delle semplici chiacchierate in modo proprio informale, perché succede tra amici, tra conoscenti, amici di, appunto, come avete potuto vedere sia ieri che la settimana scorsa, di ricerca sul ballo sardo, sulla cultura tradizionale dei nostri paesi, e quindi degli abiti tradizionali, tutta quella che è la ricerca sul ballo, sulle suonate, e tutti gli aspetti che si ricollegano. Saluto subitissimo anche il nostro Cristiano Cani. Presente. Saluti a Vedo, tutti. eccolo lì. Ciao, ciao Cristiano. Anche oggi siamo qui, siamo collegati da ieri. Eh sì, non ho neanche cenato, neanche pranzato per te, guarda. Mi Vedi immagino, che sono tutto sciupato. te lo stavo per dire. Non rubo nient'altro se questa parola che usiamo forse da oggi in poi come sottotitolo al nome di questa rassegna tra sardo e profano, aggiungiamoci sotto condivisione. Eh, Esatto, esatto. il significato di queste chiacchierate, di questi incontri è proprio quello: condividere, tramite l'esperienza, tramite la passione dei nostri ospiti, appunto la ricerca fatta in un determinato modo di quello che ho detto prima, di quello che è Jonathan, non ti sentiamo quasi più, forse la tua connessione è di nuovo partita, quindi presumo di poter proseguire io il discorso di Jonathan. Benvenuti anche stasera, siamo arrivati appunto, come ha detto Jonathan, al terzo appuntamento di questa fase di Tra sardo e profano, cammineras di tradizione. Come ha detto bene Jonathan, sono delle chiacchierate dove la parola chiave appunto è condivisione, dove andiamo a scoprire e a conoscere magari, perché molto spesso non conosciamo nulla di determinate zone della Sardegna. Oggi andremo a conoscere quelle che sono le tradizioni e soprattutto sul ballo, ma anche sull'abbigliamento tradizionale di quella che è considerata la Tene sarda, cioè il Nuoro. E quale rappresentante migliore per rappresentare Nuoro se non una donna? Una donna, vicepresidente dell'Associazione Folcloristica e Culturale Nugoresas, Barbara Bussa. Ciao Barbara, una grande amica, diciamo una famiglia di artisti, perché Barbara dovete sapere che oltre a essere una grande ballerina, una grande persona perché fa ricerca ormai da anni, ma è anche una bravissima sarta. Poi le chiederemo qualcosa in più su
su questi altri lati, ma sappiamo che conosce anche un certo suonatore che fa di nome Carlo Boidu, che è il presidente dell'associazione, vero Barbara? Se non ricordo male. Sì, esatto. Buonasera a tutti. Buonasera, sì. ciao Mi Barbara. Sentite? Sì, ti sentiamo benissimo ed è un piacere averti qua con noi. Grazie, un onore per me, grazie di avermi invitata. Ma figurati. Spero di essere all'altezza di tutte le cose che hai detto, Cristian, perché Guarda, non lo so se lo sono, in realtà. Guarda, Barbara, io ti dico questo, dopo Oscar siamo tutti più bravi, quindi non c'è problema. Guarda, che come Oscar ce ne sono pochi in Sardegna, io devo vantarlo sempre, Oscar, perché è un mio amico e è davvero una persona che tutto quello che fa lo sa fare bene, quindi insomma abbiamo solo da lodarlo e da imparare da lui. Ma soprattutto, Barbara, vorrei dire anche un'altra cosa. Noi abbiamo scelto questi amici per fare queste chiacchierate perché oltre a fare le cose bene, le fanno anche col cuore e con la passione. Quindi diciamo c'è quel qualcosa in più dentro di loro che ci permette forse di farci amare un po' di più la nostra terra. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo scelto queste persone. Ce n'erano anche tante altre, per carità, sempre valide e che fanno benissimo il loro lavoro, ma qui abbiamo scelto anche il lato un po' dell'amicizia e della passione. Ecco il motivo per cui oggi Barbara è qui con noi. Ripeto, Barbara, è sempre un piacere vederti ed è un gran piacere averti qua con noi perché così potrai illustrarci la bellissima realtà di Nuoro attraverso le sue tradizioni, attraverso la musica, attraverso i balli, attraverso l'abbigliamento. Secondo me possiamo già iniziare la chiacchierata, cosa ne dite? Sì, Certo, Cristian, assolutamente. Sono pronta. Mi sentite, io do l'ok. Sì, ti sentiamo bene, Jonathan. Perfetto, allora Barbara, cominciamo con la prima domanda, che è quella classica che stiamo facendo ormai a tutti quanti, ed è quella di raccontarci qual è stata la tua esperienza, quali sono i motivi per cui ti sei approcciata al folklore e allo studio quindi delle tradizioni del tuo territorio. Raccontaci la tua esperienza, Barbara. Allora, niente, la mia esperienza inizia negli primissimi anni 2000, 2001, 2002 mi pare, quando sono andata a un matrimonio di amici e a un certo punto hanno messo i balli sardi. E io mi sono guardata con le mie amiche e ho detto, boh, io questi non li so fare. Venivamo con le mie amiche da frequentazioni di scuole di ballo latinoamericane importate da paesi lontani e niente, hanno messo i balli sardi, i balli della mia terra non li sapevo fare. Quindi questa cosa ha acceso in me una lampadina e ho deciso di voler imparare quello che era la cultura attorno a me. Già da piccolo io ho sempre avuto una forte passione per tutto quello che era antico. Mia mamma ricorda sempre che quando andavamo in giro per le strade di San Pietro, che è il quartiere storico di Nuoro, mi fermavo a guardare le case antiche, più erano diroccate e più mi piacevano. E mia mamma continua a dire che io forse aveva qualche problema, questa bambina, queste case che stavano per cadere. Insomma, io ho questa passione per le cose antiche tutte. Se non che decido di iscrivermi in un'associazione, un gruppo folk, perché era l'unico modo per imparare a ballare. Quindi degli amici che già ne facevano parte mi hanno preso ben volentieri, perché si sa che di ballerini ce n'è sempre bisogno, e ho trascinato con me anche una mia amica che tuttora fa parte dell'associazione, che incastro sempre nelle mie vicissitudini. Entriamo a far parte di questa associazione e in famiglia dico che mi sono iscritta a un gruppo folk. Mie zie, felicissime, mi hanno detto la mitica frase: benissimo, fidda me, ti diamo tutto. Cioè, che cosa era ti diamo tutto? Una frase fantastica, cioè ti diamo tutto il corredo vestimentiero della famiglia.
E io all'epoca neanche ho dato valore a questa cosa, ho preso i costumi e ho iniziato a intraprendere questa esperienza. Così per un paio d'anni ho fatto parte di un gruppo folk misto di uomini e donne, perché ancora le nuvole non esistevano, e lì conobbi un uomo che all'epoca aveva i capelli, che era il suonatore di questo gruppo, che decise bene, aveva intenzione di fondare un gruppo di donne, vedendo delle donne che ballavano alle piazze della Sardegna. Lui come insomma suonava in giro per la Sardegna, vedeva queste donne che ballavano e pensò che nessuno le aveva mai rappresentate. Così ci propose di organizzare questo gruppo Sole Donne, che così stette con l'altro gruppo per un paio d'anni, poi si scisse e così sono nate le Nuvolese. Okay. Il resto forse lo sapete, perché sì, il resto fu guerra. No, forse qualcuno non lo sa, quindi io vorrei che almeno un piccolo accenno ce lo dicessi, Barbara, delle problematiche che avete avuto proprio alla partenza della vostra associazione. Sì, l'associazione è nata nel 2003, fine 2003, e fu il primo gruppo di sole donne in Sardegna. Ripeto, l'intuizione è stata quella di Carlo, che ci chiese se volevamo provare a rappresentare questo spaccato di vita che esisteva nelle feste della Sardegna, e noi di buon grado abbiamo accettato. Se non che noi nascevamo in una città che di tradizioni popolari ne ha fatto la sua culla, quindi insomma non è stato molto semplice, perché un gruppo di donne non si era mai visto, e perché creare un gruppo di donne se già ne esistevano 20 gruppi misti? Le donne perché dovevano ballare da sole? Non si era mai visto. Quindi ci siamo messe a ricercare delle tesi che valorassero questa ipotesi, e abbiamo trovato tantissime stampe, tantissime fotografie che rappresentavano i balli di sole donne, ma non solo a Nuoro, ma in tantissime parti della Sardegna. Parlando con tantissime donne anziane, ci hanno detto che tranquillamente loro ballavano tra sorelle, tra amiche, tra cugine, e non era niente di così strano, particolare o inventato. E poi anche Grazia Deledda, in un passo di Canavento, parla appunto di questo ballo di sole donne, dove appunto le donne iniziano a ballare e un uomo entra dopo. Sì, il problema principale, Barbara, è dato anche dal fatto che dopo alcuni decenni di gruppi folk che ci facevano vedere sempre la scansione uomo-donna, 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 quindi logicamente viene assimilata da chi guarda queste cose, e chi guarda presume che quello sia la cosa giusta da fare, eliminando tutto quello che era il resto e decontestualizzando tutto il resto, in effetti. Però poi sappiamo benissimo che le fonti ci dicono, come hai ben detto tu, le fonti della ricerca ci dicono che si ballava tranquillamente sia tra donne che tra uomini. Abbiamo anche noi testimonianze nel Campidano, abbiamo tantissime immagini, tantissime testimonianze di donne che ballavano tra loro e uomini che ballavano tra loro, assolutamente. Quindi oggi per noi non c'è nulla di male, forse all'epoca quando siete nate questo non veniva percepito come normalità, ma come una stravaganza, ecco, diciamo così, quando invece non era assolutamente una stravaganza. No, poi infatti il tempo ci ha dato ragione e siamo ancora qui, comunque. Sì, poi dimmi. Torna. Invece non è così, nel senso che ovviamente come in tutte le associazioni dell'universo dove ci sono più teste ci sono discussioni, ma direi che ce la caviamo abbastanza bene come associazione tutta al femminile. Assolutamente sì, lo certifico anch'io. Certo. Se posso
posso colgo l'occasione per salutarle perché siamo da tantissimo che non ci vediamo e frequentiamo e mi mancano da morire. Quindi mando un bacio a tutte. Le salutiamo anche noi, alcune le conosco anch'io, mi accodo ai saluti di Barbara perché siete un gruppo meraviglioso anche dal punto di vista umano, oserei dire. Poi in effetti oltre a questo la ricerca è proseguita anche per quanto riguarda l'abbigliamento, avete diciamo anche un po' messo in ordine quello che era l'abbigliamento, le varie tipologie dell'abbigliamento femminile nuorese, giusto? Sì, esatto, soprattutto ultimamente. Poi non so se vogliamo sorvolare sul fatto che all'inizio Carlo decise di farci mettere in pardetta, meno male siamo riusciti a distoglierlo da quest'idea, abbiamo preso in mano le redini della situazione e abbiamo pensato bene di utilizzare l'abbigliamento tradizionale che si è usato fino a qualche anno fa, perlomeno per quanto riguarda noi, perché poi abbiamo deciso di mettere mano all'abbigliamento appunto e a intraprendere uno studio che tuttora va avanti grazie alla collaborazione di persone significative per noi, quali Franca Rosa Conto del Museo del Costume e anche Marcello Ferrelli, che è uno studioso di antropologia. Insomma, stiamo portando avanti uno studio che speriamo possiamo presentare il prima possibile. Dai. Qualcosa bolle in pentola, ma non posso dire. Non diciamo niente, io non so nulla, assolutamente, non so neanche di locandine né niente, assolutamente. Ma abbiamo allora, qualcosa che bolle. Sì, confermo. Io sento già il profumo, però vediamo cosa ci sarà dentro la pentola, dai. Allora, hai detto una cosa importante che cerchiamo comunque di ribadire ogni volta che facciamo questi incontri, che è quello di non fare tutto da soli, ma ci vuole l'aiuto di persone più esperte di noi, assolutamente. È il caso, come hai citato tu, della dottoressa Franca Rosa Contu, di Marcello Ferreri, altra persona che conosciamo bene, un grande amico anche lui, col quale sto collaborando anche in questo periodo per una futura conferenza che dovremo fare a Itiri assieme, con logicamente argomenti diversi, però sai, la condivisione, che è sempre questa parola chiave, ci permette comunque di chiedere qualcosa, magari non hai quell'immagine particolare al momento, mi chiami, io ce l'ho, te la mando, è sempre comunque un qualcosa che arricchisce comunque tutte le persone coinvolte, è sempre dico io, un accrescimento culturale. Quindi mai vergognarsi di non sapere una cosa e chiederla, assolutamente, anche perché logicamente No. come dicevano i nostri nonni, non nasciamo imparati, giusto? E quindi un aiuto da chi ne sa più di noi fa sempre piacere, assolutamente. Benissimo. Poi torneremo dopo sull'aspetto del vestiario, ma adesso passiamo direttamente alle domande sul ballo. E ti chiedo, Barbara, quanti e quali sono i balli di Nuoro? Allora, noi a Nuoro balliamo principalmente il nostro ballutundu, detto anche da tutti i paesi limitrofi di circondario, Snugoresu, Passu Torrau, Dillu e i gruppi folk che poi hanno fatto nascere una versione più moderna del ballutundu che appunto è tutta folcloristica, diciamo così. Ma possiamo dire che questa versione di Ballutundu ha un po' fatto accantonare, diciamo così, passami il termine, il vero vecchio Ballutundu che era leggermente più serio, e forse anche per quello è stato abbandonato, perché alla nascita dei gruppi folk intorno agli anni 50 c'è stata un'esigenza di spettacolarizzazione, quindi il nostro ballutundu, che era comunque molto serio e poco spettacolare, è stato messo da parte per un altro ballutundu che era molto più coreografico, più scenico.
questo, possiamo dire purtroppo, meriti i gruppi folk nati in quegli anni ne hanno tantissimi, perché se non fosse stato per loro, quindi parlo del primo gruppo di Nuoro, coro Enal, il primo gruppo del coro di Nuoro, hanno dei meriti incredibili, perché ripeto, se non fosse stato per loro probabilmente noi non saremmo qua, avremmo perso tutto, abbigliamento, ballo, suonate, eccetera eccetera. Però hanno anche dato vita a delle nuove mode, passami il termine, lasciando da parte quelle che erano invece i balli tradizionali. Certo, tra Per l'altro, fortuna c'è stato Barbara, un momento in cui ti fermo un secondo, io tra l'altro ho alcuni anche documenti fotografici di quegli anni, degli anni 50, di quel gruppo di Nuoro che balla all'anfiteatro romano a Sant'Efisio, ho circa una 5-6 immagini fotografiche di quel gruppo, e già comunque faceva le coreografie, così come stai dicendo tu, ma da questo punto di vista un po' sono anche perdonabili perché lo facevano inconsciamente, cioè non c'era la sensibilità che c'è oggi, quindi da quel punto di vista era il modo di fare dell'epoca, quindi niente da dire. Oggi forse magari ci vuole, a mio parere, ci potremmo pensare qualcosina un pochino di più. Però questo è sempre a scelta di chi vuol fare determinate cose. Noi non obblighiamo nessuno a fare scelte che sono personali fondamentalmente. Quindi io dico sempre, l'importante è dirci cosa ci stai proponendo, in modo tale che io sappia e capisca che quello nasce da una vera tradizione oppure è una tradizione rivisitata. Tutto lì, non c'è nessuna polemica, è semplicemente gusto personale, quindi chi vuole può continuare a fare così, chi non vuole può migliorare, peggiorare, così come è sempre stato. Prego, scusa, ti avevo interrotto. No, assolutamente, mi fa piacere. No, dicevo che a un certo punto, fortunatamente, diamo merito al gruppo Ortobene di Nuoro che ha riscoperto il vecchio Baluttundu, detto appunto Zunugoresu, e al suo suonatore, che si chiama Carlo di nome, Boedo di cognome, che riprese una vecchia suonata, appunto, ristudiò la suonata di Kyoto Tony Cucca. Adesso la sentiamo un attimo, Barbara, così la sentiamo un minutino e poi ci parliamo, ci discutiamo su di questa suonata. Prego Enrico, puoi mandarla. Vabbè. Ecco, possiamo anche Enrico abbassare il volume. È riconoscibilissimo il ballo di Nugoresu che suona Carlo Boedu, che proviene, come stai dicendo tu, da questa melodia, quindi comunque c'è stato anche, per quanto riguarda la parte musicale, uno studio, una ricerca su quelle che erano le suonate più antiche che si conoscevano a Nuoro. Ok, giusto? Sì, assolutamente. C'è stata una ricerca a tutto tondo per questo ballo, in quanto capitava di ballare in piazza, se c'erano magari degli anziani che si mettevano a ballare al suono del baluttundu, non ballavano quello che la maggior parte delle ballerini ballavano in quel momento, perché era diffuso il baluttundu folk, diciamo così, passami il termine, quello che ha proprio un inchino, ma gli anziani ballavano
quello che conoscevano. E tra l'altro a un passo opposto. E così Sì, Ivan Costa e compagni a ristudiare questo ballo e lo riscoprirono, appunto, lo riportarono sul palco e sulla loro scia noi siamo andati dietro, perché ovviamente quando uno fa una scoperta di qualità puoi solo seguirne la scia, ovviamente. assolutamente. No, ma infatti era una cosa che colpì anche me all'epoca quando vidi il Baluttundu e il Nugoresu, e dico, ma come in uno stesso paese la stessa tipologia di ballo, perché fondamentalmente appartiene a quella grande famiglia del Balulestru, che si cantava prima a tenore, che poi è diventato ballito, eccetera. E comunque ogni paese ha la sua peculiarità, e mi era subito apparso un po' strano che Nuoro avesse quella stessa tipologia di ballo con melodie diverse, logicamente, con i passi opposti. Quindi mi era subito venuto il dubbio, a me che poi non ne sapevo niente alla fine di balli di Nuoro, quindi figuriamoci ai nuoresi che l'avevano vissuto, cosa poteva essere vedere in piazza un Baluttundu rispetto al Nugoresu che avevano sempre conosciuto. Giusto? Esattamente, sì. Sì, c'erano delle disparità tra i componenti dei gruppi che ballavano in piazza e invece chi il ballo l'aveva sempre conosciuto. Non ci si ritrovava e quindi questo ha scatenato la curiosità di volerlo studiare e quindi riscoprire com'era il ballo. Meno male noi, quindi vi ringraziamo. No, è sicuramente un'ottima E adesso cosa. non studiamo. Barbara, io non ti sento in questo momento. Sì, mi senti? Adesso sì, perfetto. Ok. Mi sono persa, riprendiamo il filo, Cris. Sì, no, stavi dicendo che comunque stavamo parlando della differenza tra Nugoresu e Baluttundu in piazza, che comunque era un qualcosa di strano per chi era nato solo col Nugoresu, eccetera. Comunque dai, possiamo proseguire, e allora ti chiedo quando è che si ballava a Nuoro e in che modalità, insomma, quali erano le particolarità dei momenti del ballo. Allora, le occasioni per ballare a Nuoro erano sicuramente i matrimoni, erano alle feste di San Francisco in Agro di Lula, erano Sosseranos, della quale parla spesso e volentieri anche Grazia Deledda, Carnevale. A Nuoro non avevamo un ballo tipico per Carnevale, ieri ho sentito che ne parlavate anche con Antonio, appunto accennando ai balli di Edo Maggiore. Noi non avevamo dei balli tipici per il Carnevale. Carnevale nuorese si sa veramente poco e niente. Quindi insomma le occasioni di ballo erano queste. Cioè, perché poi per anni abbiamo avuto degli anni bui, diciamo così, per quanto riguarda i balli in piazza a Nuoro. Quali sono le tipologie del passo del Nugoresu, ad esempio? Quali peculiarità? Ad esempio, io so che c'è un movimento di bacino che deve essere fatto in maniera non esagerata, ma comunque deve essere vista. Parlaci un po' di queste particolarità del ballo di Nuoro, del Nugoresu. Allora, la particolarità del ballo di Nugoresu è ovviamente, come tutti i balli della Barbagia, balli composti, con il tronco del corpo abbastanza rigido, ma la particolarità è quella che noi volgarmente chiamiamo sincronizzata, cioè un movimento del bacino ondulatorio in avanti, che è proprio caratteristico di Nuoro. È un momento in cui il ballerino porta la propria dama in cerchio per girare e la porta completamente davanti a sé, quindi non a fianco ma proprio davanti, e si gira fronte a fronte, insomma, uno davanti all'altro. C'è una caratteristica. Ti chiedo se c'è un movimento da rispettare, non so, da destra verso sinistra, oppure è indifferente il movimento del giro tra la coppia?
Quando si entra dentro a girare? Sì. Per esempio, ballando in tondo si rispetta il cerchio orario, giusto? Il movimento orario. Sì, sì. Senso orario, assolutamente sì. Sì, Ok. sì. E quindi anche la Poi la coppia gira in ballerina senso torna a orario? fianco. Ok, perfetto. È importante anche sapere queste piccole... Esatto. Ascolta, mi stava parlando Con la con ballerina che Marcello. va indietro. Sì, ok. Parlando con Marcello, anche con un altro ragazzo che ha studiato le musiche, che adesso è a Torino, Antonio Cammarda, che lo saluto, mi avevano detto che un'altra particolarità del Nugoresu era quella che quando si entrava nel cerchio e si riusciva, il passo cambiava a Dillu. È corretto questo? Allora, questa è un'altra scoperta che ha effettuato Ivan Costa del gruppo Orto Bene. Io Ok. non ho mai visto nessun anziano farlo e non mi lancio nel farlo, però non lo escludo. Non posso dire che non fosse così, ma Ok, non quindi, ho quindi gli strumenti diciamo che è per dire. ancora in fase di studio questa particolarità, anche perché credo che sia difficile cambiare Secondo me sì. da passo di Nuovo a Dillu senza un po' incasinarsi, dico, giusto per capirci. Ma ripeto, questo gruppo lo fa sul palco e loro ci riescono, quindi sicuramente non è così difficile. Vabbè, un po' di Io, pratica, sì. noi non... sì, 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 infatti con un po' di pratica. Io non ho mai visto nessun anziano farlo e quindi, boh, non so. Per ora lascio a loro, poi vedremo, il No, tempo ci darà ragione. son d'accordo Vedremo. anch'io, sono d'accordo con te, Barbara. Sono Mentre tutti invece per quanto... in Sì, dimmi, formazione, quindi dimmi pure. mimicry in fase di evoluzione, quindi vedremo. Ok. Allora, mentre invece per quanto riguarda Sudillo aveva delle particolarità. Allora, per quanto riguarda Sudillu, quello che noi ancora eseguiamo è quello che conosciamo e abbiamo conosciuto, quindi ripeto, anche questo viene fatto da qualcuno con la donna che gira sotto. Purtroppo, non avendo visto degli anziani che l'hanno conosciuto rifarlo, per me è un po' pericoloso farlo, non lo so. Diciamo che c'è Devo bisogno ancora ancora studiarlo. esatto, c'è ancora bisogno di ulteriore studio per dare certezza a queste per adesso chiamiamole ipotesi, dai, anche se... Posso dire che non fosse così assolutamente, non sto negando che potesse essere, ci mancherebbe. No, ma giusto, ma concorde con te che comunque ci vorrebbe comunque uno studio un po' più approfondito su questi temi sul ballo. Anche devo dire che è difficile ricercare sul ballo, no? Perché comunque più si va avanti e meno persone ci saranno da intervistare, anzi già oggi forse siamo ormai al capolinea, diciamo, per questo tipo di ricerca Sì. attraverso le interviste agli anziani. Forse ancora da voi qualcosina si riesce a fare, da noi in Campidano sicuramente no. Infatti ringraziamo sempre coloro che l'hanno fatto prima di noi, perché qualche testimonianza siamo riusciti ad averla grazie a chi ha fatto ricerca negli anni 70 e negli anni 80, che purtroppo erano pochissimi, ma qualcosa per fortuna è rimasta. Faccio l'esempio, ad esempio, dell'associazione Sono Slegan di Samazzai, che ha fatto un bellissimo documentario su una ricerca che ha eseguito in tantissimi paesi del centro-sud Sardegna per quanto riguarda il ballo campidanese, e lì per noi è una fonte inesauribile di conoscenza. Per quanto riguarda invece il Passo Torrao, Barbara, anche lì avete qualche
particolarità. Comunque dobbiamo dire che questi tre balli che a Nuoro, che ripetiamo, Nugoresu, Udile e Passo Torrau, si ballano anche in tantissimi altri paesi della Sardegna, sempre con variazioni di passo, con variazioni di posture, eccetera. Quindi ogni paese di solito ha un modo di ballarlo e di interpretarlo in maniera diversa. Questo è semplicemente uno dei tanti paesi, in questo caso una città, dove si ballava questa tipologia di passo e di musica. Il Passo Torrao, ricordiamo, deriva da quello che prima era cantato a tenore a Bogheballu, a Saseria, rispetto a quello che era su Nugoresu o a quello che definiamo ballito in generale, che veniva sempre cantato a tenore a Bogheballu, a Salestra. Questa era la differenza tra le due tipologie di ballo. Voleva dire che uno era sicuramente più serio, più cadenzato rispetto a un altro che veniva magari un po' più elaborato come passo, eccetera. Ripeto, Barbara, il vostro Passo Torrau rispetto magari a qualche paese vicino ha qualche differenza, oppure è un Passo Torrau classico che non ha così tante particolarità? Allora, Passo Torrau che noi gruppi folk balliamo è anche questo evoluzione di un altro Passo Torrau riscoperto recentemente, che è diverso appunto da quello che facciamo noi. Quello che facciamo noi prevede un inchino e prevede quella che noi volgarmente chiamiamo corsa, come detto appunto dai gruppi folk o zintrada, che si fa nel momento in cui il suonatore cambia la melodia. Okay. Già anche questo è un'evoluzione che abbiamo fatto noi ultimamente, noi gruppi folk ultimamente, perché prima si faceva questo cambio di passo quando il capogruppo decideva di farlo, senza ascoltare la melodia dell'organetto. Sbagliatissimo, perché questo è proprio il cambio che si fa quando, come tutti i Passo Torrau, quando l'organettista modifica la melodia, lì c'è un cambio di passo. Invece per anni, anche io sono stata testimone di questa cosa, il Passo Torrau, così il capogruppo decideva di dare il passo e si cambiava il passo senza ascoltare la musica. Quindi per fortuna da qualche anno a questa parte abbiamo, appunto come avete detto ieri, dato un'importanza in più a quello che era il suono la musica suonata dall'organista, certo. Cioè è fondamentale, perché noi purtroppo il suonatore si è adeguato sul palco a quello che fanno i ballerini, quando in realtà sotto il palco succedeva tutto l'opposto. Cioè l'organettista decideva la melodia e i ballerini dovevano stare alla melodia dell'organettista. Quindi per fortuna almeno questo è stato modificato. Se non che si è scoperto che esiste un altro Passo Torrau che veniva chiamato Zuseriu, non era altro che un passo che poi si evolve nel ballotundu molto, molto più lento. Infatti spesso e volentieri si scoprì che questi due balli venivano suonati uno attaccato all'altro. Un po' come succede ad Dorgali, le suonate di Dorgali, che si passa da ballettina antico a ballettina e poi sì. a loro ballatresca. Loro si evolveva da un vecchio Passo Torrau detto Zuseriu al loro ballotundu, al nostro ballotundu, scusate, senza staccare il ballo. Cioè al ballerino è concesso la modifica del passo semplicemente rallegrandolo. Senti, una cosa che non ti ho chiesto è come chiamate voi i balli? Ad esempio il Nugoresu a Nuoro, si chiama Nugoresu o Ballutundu o Ballu? Prima si chiamava Ballutundu, adesso lo chiamiamo anche noi su Nugoresu. Sicuramente per differenziarlo anche da quello che poi è stato ballato dal gruppo folk. Esatto, sì, esattamente. Okay.
Allora, mi hai già dato una risposta su quelle che erano le differenze tra ballo in piazza e ballo di gruppi folk, me le hai già dette e discusse ampiamente. E ti chiedo, si balla ancora in piazza oggi a Nuoro? Ti sento malissimo, scusa, Cri. Te la ripeto la domanda. Ti chiedo se oggi a Nuoro si balla ancora in piazza, se il ballo è sempre stato fatto in piazza a Nuoro, oppure se c'è stato un momento in cui non si ballava più. Sì, ripeto, come dicevo prima, abbiamo avuto degli anni bui. Dagli anni intorno agli anni 60 fino agli anni 90 in piazza non si è ballato più. Le situazioni di ballo in piazza si sono ridotte di molto e quando c'erano le uniche persone che ballavano erano i ballerini dei gruppi folk. Quindi appunto si diffuse il ballo, come abbiamo detto poco fa, il passo da gruppo folk. Per fortuna c'è stata una controtendenza negli anni 90, quindi c'è stata un interesse soprattutto da parte dei giovani nel voler ballare in piazza e quindi un nuovo modo di organizzare il ballo in piazza, quindi nelle feste di Sant'Antonio, nei carnevali, è sempre più in crescita. Adesso in tantissime manifestazioni a Nuoro, sia private, quindi organizzate da associazioni come la nostra, eccetera, o anche dal comune stesso, i balli in piazza non mancano quasi mai, vengono effettuati in qualsiasi occasione di festa, da Sì, carnevale a poi Bianca, arrivano, adesso me ne viene Barbara, in mente una. Il ballo in piazza si trova. sì, poi arrivano anche i torronai da Campidano, quindi a venire a trovarvi e facciamo un grande festa tutti assieme. Ma no, ormai da giù o da su? Arrivano i torronai da un po' dovunque, meno male. Che si diffusero tutti i balli. Allora, un'altra domanda è quella relativa all'accompagnamento del ballo, e quindi quali sono gli strumenti che vengono utilizzati oggi a Nuoro per i balli e quali strumenti si utilizzavano in passato, se questo era differente, logicamente. Beh, adesso lo strumento principe è l'organetto. L'organetto accompagnato da una voce oppure il canto a tenore. Questi sono gli strumenti che vengono utilizzati per l'accompagnamento del ballo. Prima della nascita dell'organetto venivano utilizzati soprattutto il canto a bocca e sola, il tenore, altri strumenti quali la chitarra, la trumfa, ma principalmente gli strumenti vocali, quindi il tenore a bocca e sola. Sì, anche perché dobbiamo ricordarlo, Nuoro, comunque la Barbagia, la zona nuorese, è quella che poi ha mantenuto di più quello che era il canto a tenore, che era sicuramente più diffuso in passato, ma piano piano si è perso in molti paesi, però è rimasto e ha mantenuto la sua vitalità sicuramente nella zona della provincia di Nuoro in generale, ma anche in altre zone, però principalmente la zona di Nuoro. A questo proposito io vorrei far vedere il primo contributo video. Enrico, se ci puoi mettere il primo ballo, che è un passo torrao eseguito a tenore, che poi gira a nuvorese organetto, però poi ci fermiamo perché il nuvorese lo vediamo in un altro contributo. Grazie Enrico.
Ok, grazie Enrico. Ringraziamo anche Antonio Sanna per aver caricato il video su YouTube. A proposito di questo vorrei ricordare che anche tutti i paesi che abbiamo citato ieri per la Logudoresa, per quanto riguarda la Logudoresa con Antonio Mannu, li potete vedere tranquillamente su YouTube, quindi i balli di Cossoine, di Scano Montiferro, di Ittiri, di Florina, insomma tutti quei paesi che ballano il ballottando nella variante della Logudoresa li potete vedere tranquillamente su YouTube, sia nel mio canale, ma ce ne sono tantissimi, quindi non c'è bisogno di andare anche solo nel mio canale. Ecco, qua abbiamo visto un esempio di Passo d'Orrau su Serio, in questo caso, giusto? Eseguito con l'accompagnamento del tenore. Molto, molto affascinante a mio parere. Probabilmente molte persone lo considererebbero anche noioso, ma secondo me questi sono i balli più belli perché si capisce proprio quella che è la nostra cultura ancestrale, cioè un ballo in tondo, semplice, però allo stesso tempo composto, elegante. Per me è tutto questo ballo, assolutamente. Complimenti, senza, da questo punto di vista. Siete veramente belle. Grazie. Ho visto elementi e particolari che adesso non esistono più. Dettagli. Sì, in effetti è un po' datato questo video, però però mi faceva piacere metterlo perché si vedeva bene lo svolgimento del ballo, era interessante per quello. Tra i diversi balli quindi Nugoresu, Passo d'Orrau e Dillu, ce n'è uno che si balla maggiormente. Secondo me Nugoresu perché è divertente da ballare, ma i suonatori si divertono, si sa quando inizia e non si sa quando finisce. Parola di moglie di organizzista. Si dimenticano che c'è qualcuno che balla. Ascolta, un'altra cosa che mi viene in mente è Foras Homines e Foras Feminas. Ce ne vuoi parlare? Allora, questa era una tradizione dove appunto c'era un ballerino che prendeva una donna a ballare, si riavvicinava al cerchio, ballavano sul centro, si riavvicinava al cerchio, prendeva un'altra ballerina, cambiava appunto la ballerina e qualcuno diceva Foras Homine e allora veniva cambiato anche l'uomo, cioè si avvicinava al cerchio e la ballerina veniva data a un altro uomo che entrava nel cerchio a ballare con lui. Una sorta di... lo potrei assimilare al nostro ballo gai, ballo di carnevale, dove c'era, in questo caso da noi c'era una persona in più, da voi c'era lo scambio della coppia fondamentalmente. Interessante anche questa tipologia, sì. questa particolarità. Bene, io vorrei anticipare anche il secondo contributo filmato, Enrico, invece di farlo tra un paio di domande lo vorrei far vedere adesso perché siamo ancora a tema, quindi preferirei che tu ci mostrassi il prossimo ballo, che è il Nugoresu, in questo caso a organetto, accompagnamento vocale e trunfa, suonati da Carlo e Gian Michele Lai. Grazie. It's a nice way.
Bene, abbiamo visto anche questo secondo contributo. Ringraziamo per il video che è presente su YouTube Giovanni Maria Piras, il titolare, l'autore del video. Barbara, un'altra cosa che non ti ho chiesto. Cristian. Sì. Mi sentite? Sì, ma hanno scritto che il video non si sentiva. No, una andate comunicazione di servizio. Allora, mi stanno dicendo che non si sentiva l'audio del video. Poco male, lo potete vedere tranquillamente su YouTube, andate a cercarlo, Gruppo Folk Nugoresas, e lo trovate, quindi non c'è problema da quel punto di vista. Era semplicemente, cioè, non influisce il fatto... Dimmi Barbara. Scusa, Cri, ci tengo a precisare che anche questo è un video datato per quanto riguarda Sì. il nostro modo di vestirsi. Sì, tranquilla, qui stiamo guardando il ballo, non il vestiario. Per il vestiario tanto ti devo fare un po' di belle domande sul vestiario, tranquilla. Allora, no, ripeto, non vi perdete niente perché lo trovate su YouTube, quindi come finiamo noi potete subito andare a guardarvelo. Stavo dicendo, Barbara, un'altra cosa che non ti ho chiesto sul Nugoreso, quindi in quella che è la tipologia del ballutundo, che comunque ci sono degli avvicinamenti tra una parte e l'altra del cerchio, giusto? Esatto, sì. A un certo momento, soprattutto quando c'è il grado del suonatore, una parte del cerchio, un semicerchio si avvicina all'interno verso l'altra a mo' di sfida
formando appunto una mezzaluna, che poi non succede come nei balli logudoresi che si muove, ma torna indietro. Ok. E a quel punto l'altra parte, l'altra metà del cerchio si avvicina verso la mezzaluna precedente che torna indietro, sempre a mo' di sfida. Ok, era interessante vedere anche questa variante di questo ballo. Allora, adesso, visto che comunque tu hai anche un'associazione che si chiama Tundusu Ballu, dove organizzi dei corsi di ballo, illustraci la tipologia, in che modo li organizzi, perché è interessante questo. Lo dico perché ogni tanto vengo invitato anch'io, quindi so come lavora Barbara e mi fa piacere che lo descriva. Sì, allora l'associazione Tondo su Ballo è un'associazione che organizza dei corsi di tradizione, di balli tradizione di sarde, e non solo, e ci tengo a precisarlo, dove io mi faccio portatrice del ballo nuorese, cioè io insegno il ballo di Nuoro, ma ospito quelli che mi piace chiamare gemellaggi, cioè ospito dei balladores dei vari paesi della Sardegna che vengono a spiegarci il loro ballo di appartenenza del proprio paese, ma non in forma, passami il termine, sterile, cioè non è solamente un destro avanti o sinistro indietro. Tutti i balladores che sono venuti a insegnarci il ballo ci hanno catapultato all'interno della loro comunità. Loro hanno insegnato a ballare, loro, includo anche te che sei venuto col gruppo Fedora Puzzo, che avete fatto una lezione fantastica, ci avete insegnato a ballare e a muoverci esattamente come se fossimo nel vostro paese. Cioè, l'atmosfera e quello che succede nelle proprie piazze è una cosa che solamente i ballerini dei paesi di appartenenza possono spiegare e nessun altro. Io posso saper ballare i balli di tutta la Sardegna, posso fare una logudorese, un capedaneso, i balli di ovunque, ma non sarò mai in grado di insegnare il ballo di un altro paese che non è il mio. E credo la stessa cosa per i balli di Nuoro. Si vede dagli occhi quando uno insegna il proprio ballo, ci mette tutta un'enfasi particolare e secondo me quelle lezioni hanno un valore aggiunto. Concordo, Barbara, io sono sicuramente fan di questa tipologia di insegnamento, perché è un insegnamento anche del ballo attraverso anche, io mi ricordo le volte che siamo venuti assieme all'associazione Fedora Puzzo di Salargius, che oltre al ballo abbiamo portato anche un po' di fonti storiche, un po' di quello che veniva descritto dai viaggiatori dell'Ottocento, cosa rappresentava il ballo all'epoca. Lo sappiamo benissimo che oggi non è più così, ma come dico sempre, non dobbiamo dimenticarci da dove arriviamo, da dove nasce la nostra cultura, e quindi è bene ricordarci che il ballo, come dico sempre, era una cosa seria e aveva una sua funzione ben precisa all'epoca, che oggi ha perso, ci mancherebbe, ma questo non vuol dire che non dobbiamo essere ignoranti. Così come lo fai tu, ci sono anche l'anno scorso Fedora Puzzu ha intrapreso questa tipologia di conoscenza, di gemellaggi, per far conoscere comunque anche a chi lo desidera, perché comunque sono giornate aperte a tutti, non solo a quelli dell'associazione, ripeto, a chi lo desidera, di conoscere i balli con persone che ci sono nate con quel ballo, che è la cosa migliore. Ma lo fa anche il gruppo, l'associazione culturale Bidovrana di Villaurbana, altra associazione meravigliosa a mio parere, che fa tantissimo, che ha fatto tantissimo per Villaurbana e fa tantissimo come esempio per tutte le altre associazioni. Per me è una di quelle che stanno nel top assieme ad altre. Quindi diciamo che questa è anche la tua filosofia di insegnamento del ballo, Barbara, se non sbaglio. Quindi mi hai già dato anche altre risposte su quali sarebbero
le tipologie di scuole di ballo sardo da approntare. Sappiamo benissimo che il ballo ormai è difficilissimo impararlo in piazza perché mancano le occasioni, quindi necessariamente ormai il ballo si può imparare esclusivamente con le scuole. Le scuole però sono limitative, lo sappiamo benissimo, Sì. ma questo abbiamo e questo dobbiamo tenerci. Fino a che non tornerà tutta la Sardegna in piazza e allora sarà una cosa diversa. Ecco. Secondo me crea il giusto compromesso, nel senso che chi si approccia a queste scuole di ballo sono quelle persone che hanno magari passione, vorrebbero imparare, piuttosto che scopiazzare magari male da video presi da una parte all'altra. Appunto il giusto compromesso potrebbe essere portare quei pezzi di paese nelle scuole di ballo, in modo tale che si venga proprio catapultati in queste realtà. Io ho avuto ospiti alla mia scuola di ballo dai paesi limitrofi quali Olieno, Orgosolo, Dorgali, ma insomma è venuto Istri, è venuto Busacchi, siete venuti voi da Selargius, abbiamo avuto Oscar da Gornesa, abbiamo avuto Olbia che ci ha fatto una bellissima lezione di Scottish, infatti colgo l'occasione per salutare il grande Gianni che è venuto, ci aveva fatto una lezione fantastica, che è venuto a mancare pochissimo tempo fa. Insomma, secondo me è un momento incredibile anche per chi frequenta queste scuole di ballo conoscere altre realtà che magari non avrebbe mai la possibilità di conoscere, perché magari avanti con l'età o non hanno tempo, voglia o possibilità. Quindi, insomma, è un giusto compromesso. Verissimo. Io ricordo con piacere anche i miei primi approcci a quella che non era proprio una vera e propria scuola di ballo, ma erano degli incontri di balli che facevamo con Tonino Bonu fino a qualche anno fa, dove in quel caso eravamo fortunati perché vivevano tanti ragazzi provenienti dall'università di tanti paesi diversi e lì avevamo la possibilità di imparare i balli dei loro paesi. In effetti lì era una sorta di riproposizione di una piazza di paese e quindi lì non si spiegava nulla se non chi voleva imparare andava da quella persona di quel paese e seguiva il ballo. Ormai questo, no, anche questo non si fa più perché non c'è la possibilità né dei locali né la possibilità di poter fare queste cose, al di là della situazione che stiamo vivendo oggi, però è stata sicuramente una bellissima esperienza. Io direi adesso che possiamo andare oltre e parlare dell'abbigliamento tradizionale. Vorrei che prima mi parlassi un po' della tua esperienza di sarta e poi vorrei che mi parlassi un po' dell'abbigliamento nuorese, nel tuo caso femminile, ma anche quello maschile, perché no? Ma allora, la mia esperienza di sarta nasce nel momento in cui dovevo sistemare l'abito di mia nonna che mi è stato donato appunto da mie zie quando mi sono iscritta al gruppo folk, perché dovevo metterlo per sposarmi, perché il mio congiunto aveva deciso di sposarsi in costume, quindi vinse lui questa battaglia e ci sposava in costume. E quindi il mio abito di nonna aveva bisogno di migliorie. Mi rivolsi a una donna di Rottelli che dopo delle pressanti richieste da parte mia mi insegnò a fare qualcosina, nel senso lei mi ha sistemato il costume, però io gli chiedevo ma me lo insegna? E lei mi diceva sì, da me non da pogana, finiamo non ne ho voglia, non avevo molta voglia di insegnare, però io l'ho messa a ragionare e gli ho spiegato che se loro non lasciavano noi giovani il loro sapere, l'avremmo perso. Ed era una cosa, secondo me, una cosa imperdonabile. Se noi perdiamo, già molto abbiamo perso, perché io a Nuoro non abbiamo più delle starte, le starte che facevano costumi non ce ne sono più. E io mi sono dovuta rivolgere a Rosselli anche per questo motivo. Quindi piano piano
da un po' di anni a questa parte, esattamente 15, insomma, mi diletto in questa passione, che ultimamente si è fatta sempre più concreta, diciamo così. Mi sono persa, Cri, la domanda qual era? No, no, questa era la prima parte della domanda. La seconda era di parlarci Ah, dell'abbigliamento di Nuoro. ok, se non che cosa è successo? Che l'abito, così come me l'hanno sempre insegnato a mettere, non corrispondeva a quello che erano le immagini della nostra città, le immagini antiche, le fotografie della nostra città. Così con l'associazione abbiamo deciso di rivolgerci a chi di competenza, cioè abbiamo bussato alle porte dell'IDRE e abbiamo detto a Franca Rosa, ma perché noi abbiamo queste gonne così corte che si vedono le caviglie, e abbiamo delle fotografie di donne nuoresi con la benda, con queste gonnellone lunghissime e lunghe che non si vedono neanche i piedi. E lei mi ha detto, guarda che questo è uno studio che io sto intraprendendo da un po' di tempo, c'è tanto da fare, in effetti l'abbigliamento tradizionale così come quello usate è sbagliatissimo. Ah, ha detto, perfetto, cosa dobbiamo fare? Preparati, quasi mettiti il casco perché c'è da modificare tutto. E la mia associazione di 20 poverette che stanno appresso alle mie pazzie, abbiamo deciso di modificare tutto quello che era l'abbigliamento così come l'abbiamo sempre conosciuto e utilizzato. E quindi, armati di pazienza, negli anni stiamo cercando di modificare l'abbigliamento, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento ottocentesco, perché a Nuoro non esiste il costume, anzi l'abbigliamento tradizionale di Nuoro, ma esistono come in tantissime comunità, anche Nuoro ha subito un'evoluzione dovuta da influssi esterni, che merita di essere rappresentata tutta. Meritano di essere rappresentate anche le donne che avevano possibilità economiche ristrette e che quindi non avevano abiti di lusso, meritano di essere rappresentate anche chi aveva possibilità economiche e quindi poteva farsi un costume di gala di grande pregio. Meritano anche di essere rappresentate quei momenti della vita quasi come per esempio il lutto o il mezzolutto, e tantissime sfaccettature dell'abbigliamento nuorese che sono state tralasciate, dimenticate o che magari si pensava fossero di poca importanza e si è usato una sola foggia di abbigliamento, tra l'altro mischiando anche vari pezzi che erano veramente di epoche diverse e di contesti differenti. Sì, è vero, anche Però se mi perché... metto a spiegare tutto qua... No, certo, non ti chiediamo assolutamente tutto quanto, altrimenti ci vuole un'enciclopedia per conoscere anche i dettagli che è giusto modificare anche i dettagli perché sono lì poi alla fine le cose che vengono notate anche dalle persone un po' più curiose, eccetera, come ad esempio le scarpe che avete riprodotto, gli scarponcini alla moda francese della metà dell'Ottocento, cioè, avete sicuramente dei grandi meriti da questo punto di vista, ma quello che volevo dire io è bene così perché siamo abituati, non siamo abituati, ci hanno abituato a vedere un unico abito per le donne, un unico abito per gli uomini, magari tutti uguali come se fossero comprati ai grandi magazzini. Non era così, non era assolutamente così. La foggia era quella, la tipologia di quella variante era quella, ma esistevano diverse varianti e all'interno di queste varianti c'era il gusto personale, quindi dobbiamo metterci in testa che le cose se le facevano in casa, non andavano a comprarle pronte tutte uguali, quindi è normale che fossero una diversa dall'altra, è normale che la balza per una donna alta 1,50 m era diversa da una balza di una donna alta 1,70 m. Anche questi particolari bisogna tenerne conto per fare una ricostruzione appropriata e corretta di quello che era il passato di un determinato territorio.
tra l'altro è la parola stessa folklore che ce lo dice, il vero significato, come dico sempre, non è spettacolo, ma è studio, divulgazione di una determinata tradizione, di un determinato territorio. Quindi se questo è il significato della parola folklore, chi fa un'associazione folclorica, chi fa un gruppo folk deve rispettare questo significato. E voi lo state facendo appieno con queste ricerche, con questa riproposizione di quello che erano i balli e l'abbigliamento di Nuoro, come ad esempio gli uomini di Nuoro che dovevano tutti indossare una sovraveste, che poteva essere un capottino o qualcosa del genere. Solo ultimamente stiamo vedendo queste varianti, solo negli ultimi anni. Ben vengano, perché quando ho visto la variante delle donne meno ricche, quando ho visto gli uomini finalmente tutti con la berretta e tutti con la sopravveste, mi sono detto finalmente vedo Nuoro. E questo è un merito che vi va dato assolutamente. E per questo vi ringraziamo come associazione e ringrazio te, Barbara. Grazie, Cri. La strada è ancora lunga e insomma ce la stiamo mettendo ma Infatti, assolutamente la ricerca non finisce mai, anche perché possiamo sempre trovare un documento d'archivio che ci può smentire un qualcosa che ritenevamo sicuro o comunque che ce lo può avvalorare. Quindi sia per quanto riguarda la ricerca sul campo, sia per Cristian, la tu di ricerca sugli quelli abiti. ne hai tanti. Come? Non ti ho sentito, Jonathan. Ho detto di quei documenti tu ne hai tanti. Vabbè, qui non Devi devo stare far entrare attento. molta gente, altrimenti mi ritrovo con le mie foto da tutte le parti. Non è vero, io ogni qualvolta acquisisco un nuovo pezzo della mia collezione, lo condivido subito perché è giusto che sia così. Io in quel momento sono solo l'attuale possessore, Ma è giusto, ma questo anche non vuol dire che sia dominio pubblico quello che è mio, anche perché, ripeto, fa parte tutto del patrimonio della Sardegna. Se io mi faccio una collezione e me la tengo per me, che senso ha? Non ha nessun senso. assolutamente. Questo lo diremmo in tutte le puntate, perché è giusto che la gente capisca che è inutile Concordo e lo scoprire una sai. cosa e tenersela per sé. Tra l'altro, appunto, le associazioni culturali, i gruppi folk nascono anche per divulgare queste cose attraverso conferenze, anche attraverso Facebook, anche attraverso incontri come questi, ci mancherebbe. Tutto fa bene all'accrescimento culturale, sempre con la solita parola condivisione. E in questo momento, in questo incontro, Barbara ha condiviso tante informazioni che ci possono essere utili, anche per avere un po' di, come si suol dire, un po' di conoscenza in più verso un luogo che non è il nostro. Ecco. Concordo e lo Io sai direi, bene. Tra l'altro sì. aggiungo che io penso che qualsiasi nuovo documento, qualsiasi nuova ricerca che può inizialmente sembrare che discosti un po' tutto quello che si è fatto, se invece tutto quello che si è fatto è stato fatto bene, penso che sia sempre un'aggiunta positiva in quello che è stato fatto. Non penso che distrugga niente. No, assolutamente. Il problema è che la ricerca è difficile interpretare, ad esempio, i documenti di archivio. Bisogna sempre valutare le fotografie per quello che sono, certo. le cartoline d'epoca con i nomi sbagliati, con il grembiule di un altro paese messo lì dal fotografo perché non aveva altro, perché stava meglio quello. Quindi dobbiamo sempre analizzare criticamente ogni documento che troviamo, ed è questa la difficoltà della ricerca, oltre al reperimento delle fonti. Quindi sappiamo benissimo che non è una cosa semplice. Dimmi, Barbara. Se posso, infatti, quello che Franca Rosa ci ha insegnato quando siamo andati lì, lei non è che ci ha voluto obbligare o dare il suo sapere come ragione assoluta, ma ci ha insegnato un criterio di studio, nel senso che noi siamo arrivati
a questo, a dove siamo arrivate, perché lei ci ha insegnato come studiare le fonti, cioè tutto quello che noi ci è arrivato in mano, che abbiamo toccato, che abbiamo visto, anche le fotografie stesse, abbiamo imparato a contestualizzarle, perché abbiamo capito dove c'erano delle donne vestite in posa e dove invece Certo. c'erano delle donne in scene quotidiane, quindi dove poteva essere dove potevamo fare un'analisi più realistica. Certo. Magari quei dettagli che sono ragione assoluta in una fotografia, in un contesto di posa, in realtà non avevano nessun valore, semplicemente perché la donna era stata vestita solo per quella fotografia, ma magari male. Assolutamente. E non perché No, magari era male, una... magari con gioielli inappropriati, ma mettiamoli per far vedere che poteva ostentare, poteva averne di più. Quindi bisogna sempre fare queste valutazioni che sono importanti, anche perché è vero che è una testimonianza d'epoca, ma la testimonianza d'epoca non è detto che sia veritiera. Quindi, così come molti viaggiatori dell'Ottocento hanno detto il vero, alcuni no, alcuni hanno copiato da altri e hanno detto fesserie. Quindi bisogna sempre fare, appunto, come ho detto prima, una valutazione critica. E questo, ripeto, sta in quei gruppi che fanno le cose onestamente, che le fanno col cuore, che le fanno con un certo criterio. E noi questi rappresentanti di queste associazioni invitiamo, altrimenti non saremmo qui. Bene, io, Jonathan, direi che potremmo concludere questo terzo incontro con l'amica Barbara. Mi ha fatto molto piacere averti qua, Barbara. È stata veramente una chiacchierata proficua, interessante. Spero che lo sia stata anche per i nostri ascoltatori. A questo punto lascerei la chiusura al nostro caro mega giga presidente dell'Associazione Culturale Sinfonia. Se c'è, giga pronto? soprattutto, proprio giga. Ma io vi sento forte e chiaro, spero che mi sentiate anche voi. Continuo a farmi sempre cenni, perché così ne sono sicuro, perché mi vedo frizzato continuamente. Oggi penso che sia dopo ieri Antonio da Ossi di Oscar da Gonnesa, penso che sia la conferma con una grande persona, Barbara, che non conoscevo, però so da dove arrivi. Chiaramente tutti i dettagli li ho scoperti oggi, però praticamente in casa di artisti nascono queste cose. Nascono, se si tratta di artisti veri, come in questo caso. Adesso io mi riferisco a Carlo, che sappiamo un po' tutti quello che fa, che progetta, quello che è. Ecco, vedi? Giusto un CD a caso, dai. Sì, molto bello, lo consiglio a tutti. E dicevo, in casa di artisti, quindi a parte che poi la mente è sempre Carlo, visto che ha radunato tutte queste donzelle di Nuoro, e ha creato questa realtà che si rifà poi a quella che era la vita sociale di quasi un secolo fa. Si ballava donne con donne, si ballava uomini con uomini. È un po' come entrare in casa oggi, in uno spuntino no? E vedi gli uomini che vanno da una parte e le donne magari in qualche altro contesto sociale, però l'esempio può essere questo. Quindi abbiamo la conferma un po' di quello che ci stiamo raccontando queste puntate. Avete parlato tanto di quella che è la ricerca, ognuno dal suo territorio, dalla sua passione, chi nasce come sarto e va avanti e scopre poi il bar e la musica, chi come suonatore, come per esempio,
Non so se ti sentiamo ancora, forse non ti sentiamo più, Jonathan. Io lo sento. Jonathan, non ti sentiamo più. Purtroppo, come vi ho detto ieri, Jonathan abita nel deserto della Namibia, quindi a volte la connessione cade. Barbara mi Non senti, sente, ha Barbara? Io sì. Ah, io no, ma neanche in regia si sentiva, quindi probabilmente non lo sentivano neanche su Facebook. Quindi a questo punto io Mi prendo le sentite redini ora? dalla... Sì, adesso sì, dai, puoi proseguire. Vai, no, io volevo solo fare una domanda un po' come sempre alla fine, no? Quello il disturbatore, se posso, Parto sempre, parto sempre Questa è da la quella domanda per vincere il premio, Barbara. Vai, sono per pronta. vincere il premio finale. No, io parto sempre dal fatto che, come stavo dicendo, ci sono questi bellissimi punti in comune che partono da chi prende dal punto giusto il metodo, la ricerca. E chiaramente oggi la voglio un po' spostare in ambito internazionale perché Nuoro ha un po' tutto, penso che sia anche per la Sardegna un centro importantissimo per per tutte le tradizioni, i tipi di ballo, di musica, di abito, eccetera, eccetera, che si possono ritrovare e che fanno da esempio. Penso che Barbara abbia potuto vedere sempre anche quello che è il folk Io l'ho perso. al di fuori. Mi senti? Mi sentite? Sì, ci sei? Ok. No, dicevo, Jonathan, penso che devi hai... stringere perché poi altrimenti poi si perde la connessione e tu fai tutto il prologo e poi non fai la domanda, quindi non ti sentiamo più. Sono Roscidi. Non lo sento più. S'allinea. Mi sono persa la domanda da $40. No, No, non l'ha ancora fatta la domanda. Cristian, la sai la mia domanda qual è? Dai, No, falla tu che io non la so. Falla tu, lo sai qual è No, la falla domanda? tu che io non la so. È sempre la stessa. Io non me la ricordo, Jonathan. Io voglio sempre chiedere cosa pensa Barbara, quale pensa che sia la strada giusta, visto che ha cominciato anche lei in un'epoca dove tutto quello che si faceva, non tutto, quello che si faceva nella maggior parte dei casi era molto sbagliato, sia parlando in generale di gruppo folk, di associazione. Quindi vorrei sapere cosa ne pensa, qual è la strada che secondo lei deve percorrere, deve perseguire per andare avanti di questo passo, secondo anche un'evoluzione che è poi quella naturale per cui le cose si evolvono e cambiano. Se mi ha sentito. Ci sei, Barbara? Hai sentito oppure vuoi che ti faccia il riassunto? Fai il riassunto, vai, che non... Allora, no, in pratica, visto quello che sta succedendo oggi nel mondo del folklore e soprattutto nei gruppi folk, dove c'è un inizio di tendenza a un ripristino di quella che era un po' più la tradizione rispetto allo spettacolo, come si pone la tua associazione, quali sono gli obiettivi e cosa pensi che sia giusto fare secondo te, logicamente? Allora, io penso che innanzitutto tutti i componenti di un'associazione devono andare avanti per una linea comune. Io penso che se non avessi avuto a fianco a me delle ragazze fantastiche che hanno seguito questo percorso non avrei fatto niente. Non è di certo facile a dire delle persone, probabilmente quello che è indossato fino adesso non è esatto, e quindi
insomma quasi quasi non lo devi usare più, ma devo dire che tutte insieme abbiamo capito esattamente qual era la strada da percorrere e l'abbiamo fatto veramente coese. Quindi nel momento in cui un'associazione riesce a procedere per un filo comune, secondo me già la strada è già fatta a metà, diciamo così. Insieme si può solamente lavorare con degli strumenti di ricerca validi, con una stessa comune e con molta analisi critica, secondo me. Vero, concordo. Io penso che comunque il fatto che in un'associazione si faccia comunque ricerca e e si discuta su quello che si sta proponendo su un palco oppure in una conferenza, eccetera, dia anche più responsabilità a ogni componente del gruppo, perché solitamente è vero che c'è un nucleo che lavora e un altro gruppo che va a seguito, invece così forse responsabilizzando un po' di più le persone, facendogli anche modificare l'abito secondo le ricerche che sono state fatte, c'è più anche, oltre ad avere un po' più di responsabilità, c'è anche più consapevolezza di quello che si sta facendo, e questo io lo ritengo un fatto assolutamente positivo, perché più persone riusciamo a coinvolgere nell'essere sensibilizzate verso un tema che è quello delle nostre origini, fondamentalmente delle nostre radici più che origini, su quello che era la società dei nostri bisnonni, dei nostri trisnonni, sicuramente più la coscienza delle persone che fa questo, non dico, non è un mestiere, ma è questa passione, la chiamiamo questa passione, sicuramente andrà migliorando sempre di più. Io ne sono assolutamente convinto, anche perché da quando sono entrato in questo mondo a oggi ho notato veramente dei grossi miglioramenti, ancora troppo pochi sicuramente, ma avendo avuto ormai 70 anni di folklore fatti in un certo modo, è normale che i passi devono essere piccoli e costanti, e ci vorrà tempo perché comunque si possa avere una qualità, perché si parla di qualità a questo punto, migliore. E come dico sempre, è vero che è impossibile riportare su un palco o su un abito il passato così com'era al 100%, anche perché ad esempio in piazza si ballava che a piedi scalzi, sporchi, puzzolenti, cioè non era tutto rose e fiori. È logico che ci vuole una reinterpretazione di quello che è il passato, ma la ricerca ci aiuta a fare in modo che questa reinterpretazione si avvicini a quella che era la verità più fedele possibile. Ecco, questo è il succo del discorso, e penso che Barbara possa condividere questo mio pensiero. Assolutamente sì, anzi colgo l'occasione per fare un appello a tutti i nuoresi: se avete qualcosa che vi disturba nei cassetti, io vengo volentieri a prenderla. A buttarla via. No, ma perlomeno a poterla analizzare. No, certo, ma infatti un'altra delle cose importanti è chi ha le cose in casa è bene che le faccia vedere, anche perché se le nasconde poi finiranno male quelle cose. Non siamo in Egitto dove c'è un clima secco e i tessuti si mantengono. Qui dopo 5-6 anni che stanno chiusi in un cassetto prendono la muffa e poi arrivederci e grazie. Quindi abbiate un po' di coscienza voi che avete qualche bel pezzo antico in casa. Ecco. Esatto. Bene, adesso possiamo dire... Esatto, possiamo dire che abbiamo concluso anche questa serata dopo una bella oretta e mezza anche oggi. Abbiamo chiacchierato abbastanza, Jonathan. Stiamo aumentando di 10 minuti. Non va bene, che io poi non ceno e poi dimagrisco, non va bene, assolutamente. Va bene, io torno a te e alla tua chiusura, Jonathan. A mezzanotte. No, io vi ringrazio, veramente importante quello veramente importante del suo gruppo San Nugo Resas,
L'unica cosa che aggiungo al tuo discorso, non importa, non sta dicendo niente. Barbara non mi sente, ma tanto sto chiudendo. Esatto. No, l'unica cosa che mi sento di aggiungere al tuo discorso è che secondo me no, Barbara sta solo chiudendo, quindi non preoccuparti, non ce n'è domande per te. Faccio segnali di fumo. Meno male. Io penso che comunque sono queste le cose giuste, ce lo stiamo dicendo un po' tutte le puntate, le stiamo scoprendo ogni volta di più con queste conferme dei nostri amici. Poi in 3 puntate abbiamo praticamente esplorato in lungo e in largo tutta la Sardegna. Siamo partiti dall'estremo sud, siamo passati all'estremo nord, oggi siamo al centro. Quindi è abbastanza radicato questo chiamiamolo nuovo approccio, chiamiamolo, che poi è quello che è sempre stato, no? Quindi questo me lo puoi confermare meglio tu. Quindi confermo. Grazie Barbara. Sì, lo sento Barbara, non preoccuparti, se c'è qualcosa che ti chiede, te lo dico io. Va bene. E adesso non lo sento più neanche io, quindi a questo punto... Grazie alla sua associazione, speriamo di incontrarlo. È così con la manina. Salutiamo anche il nuovo suonatore, il nuovo futuro suonatore di Nuoro. Ciao Giovanni. Ciao. Ciao. Bene, Jonathan, ti sei iscritto di nuovo, quindi a questo punto faccio io i saluti finali. Ringraziamo Barbara per averci sopportato, ringraziamo il presidente Jonathan dell'associazione Sinfonia che fa dagli onori di casa, ringraziamo il direttore artistico nonché in regia Enrico Picchiri. Ci vediamo alla prossima puntata, che sarà la settimana prossima, il 15 se non ricordo male. Avremo ospite la comunità di Selargius con il presidente dell'associazione culturale Fedora Puzzo di Selargius, Matteo Azzeni. Sarà un'altra gran bella chiacchierata anche con lui. Anche la settimana prossima avremo 2 appuntamenti. Sì. Il prossimo non ve lo sveliamo, però per adesso vi diciamo solo il prossimo, quello successivo ancora no. Di nuovo grazie Barbara, è stato veramente un piacere parlare con te. Dimmi Jonathan, adesso ti sento. No, anche hai nominato Selargius, diciamo che in queste 3 puntate... Sì, assolutamente sì. No, ma Jonathan, il bello è che tutte le persone che sto invitando sono tutte persone che collaborano tra di loro in un certo senso, quindi è normale che poi uno citi l'altro, eccetera. Vogliamo condividerlo il più possibile con tutti, con la nostra piccola rassegna online in streaming. Quindi anch'io direi che va bene. Vi ringrazio ancora. Ciao Barbara, ciao Cristian, ci sentiamo la settimana prossima. Enrico dalla regia, tanti saluti. Ciao a tutti. E buona serata. Ciao, grazie ancora. Ciao.